19 anni, viene da Palermo, anche lui in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Antonio. Ciao. Allora Antonio, tu sei di Palermo? Sì, sono di Palermo. E tu cerchi la ragazza ideale, la donna giusta? Sì. Che fino ad oggi non hai potuto incontrare? No, fino ad oggi no. Vabbè Antonio, dimmi, a che genere di donna siamo interessati noi? No, guarda, l'aspetto estetico non lo guardo tantissimo, cioè che per essere bella deve essere una bella ragazza. Ovviamente si cerca l'occhio chiaro, però quello che deve colpire. Però dico, l'aspetto interiore è quello che conta di più secondo me. Esatto. Dimmi Antonio, come mai un ragazzo come te, un bel ragazzo come te, si è presentato nella nostra trasmissione Strano Amore Siciliano? No, a parte che è una bellissima trasmissione e poi mi piace mettermi al centro dell'attenzione, essere visto un po' dalla gente in televisione. Mi piace essere al centro dell'attenzione, lo dico, sono sincero. Una cosa che adorano molti giovani come te. Sì, il mondo di oggi è così. Va bene Antonio, parlaci un po' di te, che tipo sei? No, intanto ho 19 anni, sono di Palermo, vengo definito come un ragazzo simpatico, sempre allergo col sorriso sulle labbra. Poi vivo per lo sport, mi alleno tutti i giorni, anche al sabato e la domenica. Vai palestra, sì? Sì, ha già un bel pezzo che faccio palestra e insomma mi tengo in forma, così è il mio hobby. Certo. Mi sfogo in questo. Quanto tempo è che sei single? Sono single da 1 anno e mezzo. E come mai? Perché nonostante il tuo aspetto che sei un bel ragazzo, non penso ti manchino occasioni insomma per frequentare le donne. Magari le ragazze che hai frequentato non ti attirano più di tanto, non hai potuto incontrare proprio la ragazza che ti colpisce. Guarda, a parte questo sono single perché appunto non riesco a trovare la ragazza giusta, perché magari è bella esteticamente ma interiormente niente, patate. Vabbè, la cosa che ti attira di più di una donna, cioè la prima cosa? Gli occhi assolutamente, Gli occhi. chiari, Certo. sicuro, chiari devono Come essere. dovrebbe essere esteticamente? Cioè la vuoi magra, non so. Vabbè, certo deve essere bella perché ci vuole anche l'occhio a guardarla. Insomma, magra. Poi ti ripeto, sia gli occhi che i capelli non devono essere, non ho gusti principali. È anche il carattere quello che conta, sinceramente. Però l'importante è che sia bella perché la cerco bella. Certo. Vabbè, la cosa che ti piace fare di più nella vita? No, lo sport. Vivo per lo sport e poi giocare con mio fratello, che è la mia vita. Mentre il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è... intanto vorrei diventare poliziotto. Dopo il diploma vorrei fare carriera militare per poi UFP4, UFP1, insomma diventare poliziotto. Poi insomma la vita riserva tante cose, quindi non so come va a finire. Spero questo, è il mio sogno. Perfetto. Ti voglio fare un'ultima domanda. Tu credi all'amore? Sì. Per te l'amore che cos'è? L'amore è la cosa più bella che possa esistere, innanzitutto, perché una persona vive per l'altra e viceversa. Per andare d'accordo in un rapporto di coppia, secondo te la cosa fondamentale qual è? Non essere gelosi. Non essere. Perché la gelosia porta soltanto a litigare. Specialmente quando è gelosia ossessiva. Gelosia ossessiva nel senso che se la ragazza deve andare, che so, a ballare con le amiche, il ragazzo no, statti dentro, no, non esiste. Io lo lascio libera. Esatto. Tanto se poi alla fine una ragazza o un ragazzo devono essere infedeli, lo faranno lo stesso. È normale. O c'è controllo o non c'è controllo. Assolutamente sì, hai ragione. Perfetto. Amiche telespettatrici, lo state conoscendo, Antonio, 19 anni di Palermo, è in cerca della sua donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non potranno fare altro che chiamare la nostra redazione al numero che state vedendo in sovraimpressione, oppure venirci a trovare al nostro sito internet www.stranoamurisiciliano.it. Allora Antonio, in questo momento ci sono quelle telespettatrici, quelle donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se presentarsi come corteggiatrici oppure no. Vuoi dare loro un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Ma avete sentito il tipo di ragazzo che sono? Se siete interessate fatevi sentire, non dico altro, sta tutto a voi. Perfetto, io un'ultima cosa mi sono dimenticato, l'età. Tu hai 19 anni, sì. Giusto? 20 settembre. Quindi queste ragazze da che età si dovrebbero presentare? Partiamo da una base per andare a finire a un massimo. Ma guarda, anche i minorenni tu dici. Partiamo dai 18? No, dai 18, sì. Per andare 18, a finire a? Dai 18 ai 24-25 anni. 24-25, perché anche la donna matura ti potrebbe affascinare. Certo, è normale. Va bene, ripeto, amiche telespettatrici, dai 18 ai 24-25 anni, Antonio è qui, anche 26. Antonio è qui e sta aspettando le vostre chiamate, per cui chiamate perché Antonio vuole conoscere a tutti i costi la sua anima gemella. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Antonio. Ciao ciao.